Olbia si svegliò sotto una pioggia battente. Fin dalle prime ore del mattino i centralini del Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale furono sommersi dalle richieste di intervento per scantinati allagati, tombini saltati e strade che iniziavano a diventare impercorribili, creando problemi di viabilità. Le nostre telecamere erano sul campo, fin dall'inizio e fino alla fine. Abbiamo documentato l'intera evoluzione del ciclone Cleopatra. Vi mostriamo come quello che all'inizio sembrava essere solo un violento temporale si sia poi trasformato in devastazione e morte. La testimonianza di ciò che è stato la raccontano queste immagini con audio originale che abbiamo deciso di mostrarvi così come sono state girate. Ma stiamo scherzando? Questo è un vero e proprio uragano, mamma. No? È da là che viene tutta la pioggia, però. Guarda, c'è già la polizia in allerta. Ci sono le luci. Sì, c'è in via Barcellona una cosa... 2. Ci sono 2 macchine della polizia. Che luminoso anche qui. Adesso sono le 4:30. Che sono a Sassari neanch'io, vero, no? Come la situazione qua guarda. Io sono sulla destra. Qui la situazione... Vediamo un attimo come si è visto stasera. Mettila prima intanto. Ok, iniziamo. Perfetto. Oh raga, io non vedo un Si vede niente. Ehi lui. Lui sta in vicino. allerta. Voi? Tu? I canali. Via. Beh, il gambalaggio è 3 giorni chiusa. Vai Cristian, puoi andare adesso a riprendere.
cerebrale. Sì. Che... Occhio proprio la macchina. E qua si allaga adesso. Ok. Daniele, qua aspetta che qua c'è una situazione un po'. Vai più avanti. Buonasera Dani Mastrara, vai 5 segnalato un'auto in un torrente a San Vittore, vi risulta confermato anche da Sasso. Pompieri? Sì. No ragazzi, non lo so. Ma no! Joe, non possiamo stare fermi. Sì, vai piano piano. L'auto nel torrente. Cioè raga, qua sono dato qualcosa. Non ci dobbiamo ripassare quella. Passi da su. È drammatica, C'è un ponte però, Non ho capito Daniele, fammi. Oh, No, devi raggiungere quelle luci. quale luci? Cioè, qua sono andato tutto, chi l'hai visto? L'ho visto. No, questa no. No, raga, io non vedo un cazzo, io non vedo un cazzo. Raga, io non vedo un cazzo. Ma voi vedete? Ehi, ascolta, sai che per caso il fiume a San Vittore? C'è finita una macchina in un canale, ma noi non sappiamo. Tra l'altro guarda qui come c'è. Guarda. Cosa dici? Di continuare? Chi è? Non lo so. No, stiamo segnalando. Una di polizia. Guarda la polizia. Non andiamo. Beh, cavolo, se potevamo salire sul loro, non è che salire. Vediamo le spese che riprendere. Allora, qua io vorrei capire che cosa c'è Daniele, perché io voglio capire che cosa c'è. C'è un fiume che attraversa la strada. Un fiume che attraversa, secondo me è così. Abbiamo cominciato. Sì, diciamo un corso d'acqua. Un ruscello che si Sì, trasforma. guarda. Ma io non capisco cosa stia facendo questo qui. Vai, segui piano piano. No, No. Aspetta, guarda, sta scendendo.
Non fa? Qui a strada di patto. Noi ci siamo passati qui da Santa Lucia. No, non può. Conviene fare... No, no. Va bene, allora facciamo inversione. Oh, Cris! Oh, l'acqua! Io devi cercare di girare. Un attimo, Cris! Perché tu non c'è nessuno, se manca la luce qui. Ma vabbè, da domani li dobbiamo andare sul sole, noi non facciamo via Calvagno, non facciamo addirittura, vediamo. Guarda appena vedete il viso in mezzo strada, ragazzi. Adesso abbiamo migliorato la situazione. Da quell'acqua appunto. Daniele, si ripete. Va bene? Adesso chiamo i vigili del fuoco Mi io. fai sapere per favore però. Che numero stai facendo tu di sé? Tutte e due, 583 il personale, a tutte e due non risponde, porca Mi sta cercando il segretario. Avvicinami il telefonino. Allora, Puzzolu dice che è crollato un terrapieno e bisogna controllare. Stefano, tornatene verso qui. Ma sei sicuro? Altrimenti... va bene. Guarda, ehi, fammi sapere. Ehi, chiama quando vuoi. Tra Raicca e Montatetti c'è un muretto di contenimento, un muro in pietra di contenimento, c'è un terrapieno. C'è anche un treno, c'è anche il treno a Enas che è bloccato dall'acqua. Sono dispersi. Sindaco, Olbia è in totale emergenza. Sì, Olbia e il circondario di Olbia. Adesso abbiamo appena avuto notizia che addirittura il treno è stato bloccato dall'acqua da un'esondazione verso Enas. Parlato con la prefettura, stamattina abbiamo decretato lo stato di calamità naturale, ho fatto un'ordinanza perché tutte le risorse vengano messe a disposizione, umane e materiali. Siamo in contatto con i vigili del fuoco che hanno potenziato gli organici, sono arrivate delle altre squadre, abbiamo istituito il COC, per cui il Comitato Operativo Comunale, per cui tutte le forze che sono preposte alla sicurezza del territorio sono state convocate a Poltogolado nell'aula consiliare e da lì si organizzeranno tutti i servizi per questa sera e questa notte. Purtroppo c'è un carico di impegno straordinario, abbiamo anche la preoccupazione che i danni possano essere veramente molto gravi. Allo Stato com'è la situazione? Ma la situazione è gravissima perché ci sono delle intere zone che sono isolate, ci sono delle esondazioni sia nel centro della città sia in periferia. Per domani sto firmando adesso l'ordinanza, eccola qua, per la chiusura delle scuole proprio per fare dei controlli anche nei plessi scolastici e per controllare, appunto, per evitare che ci siano i genitori e i bambini che transitano per strade periferiche o cittadine che non sono ancora sicure. Non sappiamo quando finirà questa ondata eccezionale, speriamo che entro qualche ora ci possa essere un po' di tregua.
Cioè tu pensa cosa sarà la piana di Loiri, se c'è l'acqua fino a qua. Ah, stai girando? Sì. Ah, puoi aprire sta In Piazza di Spagna che non li hanno presi, che sono ancora lì, in Piazza di Spagna. No, però adesso no. Una corda la potevano portare qualcuno, Cristo Santo. Una corda, due reni. Una corda, due reni. È tutto a posto. Dopo di qua. Di scappamento. E cosa faccio? Ormai devi andare. No, ormai è... sì. Ehi, non puoi girare, eh? Più vado e meno ce n'è. Si sta fermando la macchina. Ma non potete capire, ragazzi, non potete comprendere. Non si può, è allucinante. Una cosa sciocca. Chi ci accompagna? Io devo recuperare mio figlio. Devo attaccare, ma ci è arrivata da lei. Venendo. Io sento puzza di gas. Dove siete passati? Sulla prelevata? Ma che ho i carabinieri? No, venendo da... Aspetta che direi. Ciao Mauro. Là ce l'hai, vedi. Mi ha telefonato una signora che era disperata
sulla sedia, dice l'acqua arriva già alla sedia. Ma che abita lì? Che abita lì in via Iglesiente 26. E quindi nessuno l'ha soccorsa, insomma? Ancora no, abbiamo ancora telefonato ai lì? carabinieri, ma dice ci sono tanti casi e perciò non riescono a essere dappertutto? Assolutamente no. Pronto? Si è messo le pinne. Come? No, è ancora lì. E allora era un altro. Era un altro, magari era più buon uomo. Anna, Cioè anche lei è fuori casa perché è allagato? No, io ci lavoro qua. Ah. Stai mangiando? Ecco, non c'ho più batteria. Aspetta, se non puoi farlo al culo devono farlo con l'uomo. Sì. No, non appoggi i piedi. Non appoggi i piedi, signora. Si appoggi a me con la schiena. Si appoggi a me con la schiena. Dai, vieni, vieni. Ti posso? Lino? Ah, è pronto. Aspettate, aspettate. Sono completamente bagnata. Tieni, Dai. No, 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 aiutami. Dai! Sì, che ce la faccio, non si preoccupi. Ce la faccio. Mi date la mano, ragazzi? Dai. Dai. Tira su. Aspetta. Entra tu, Angeli. Io ce l'ho, Entra. Sta guidando. Signora, quella signora là. Mario, vai anche. Non entriamo con questo. Solo con questo. Ci sono già loro, quella capitaneria ci sono, ma non entriamo, solo con questo entriamo. E quel cancello famoso. Infatti i piedi ce l'ha già bagnato. Aspetta. Via, piedi, via. Sa dove deve andare? Andiamo a recuperare la moglie noi, andiamo a prendere sua moglie. Sa dove deve andare? Sa dove deve andare? C'ha un posto dove deve andare? Dove? Allora, Eccolo qua. Dai, ce l'hai io, dai, fregatene, poi andate a recuperarne altre. C'era su Fede. Ok. Cosa mi lampeggi se davanti... Su a casa mia mamma. Qual è casa di tua mamma? Questa? Ok, tua mamma è a posto. Mia mamma sta entrando, l'acqua qua ne sta scendendo dall'altra parte. Sì. Paolo, dimmi. Paolo, è un mare, la città è un mare, un mare, Paolo. Guarda, perché questa c'è un sacchetto? Paolo, ti richiamo Paolo. Ma Paolo me l'ha detto. Ma a Olbia? Sì. Aspetta che è uscita un'alza adesso. Fermo così. Sì. Antonella, lo puoi chiamare? Sì. Fai favore, vado, vedi.
molto così. Larghi. Vabbè, dai. Due foto anche là con la Zambitti, ma le foto sono fighe. No, vai, vai. agibile per i veicoli che arrivano dall'Italia. Sembra che prima le mani non sta. Noi di qui volevamo fare a gola, non avevamo che partire. Abbiamo 200 litri come contenitori Forse è via l'Aldo Moro Alta. Perché sì, è via l'Aldo Moro. Bua non fa H24. Non Bua è Talagato.
Vediamo se è rimasta una nave in corpo, glielo facciamo fare. Magari sì. Abbiamo ancora le squadre fuori, è stata evacuata una marea di persone che abbiamo ospitato nelle reti. Moltissime persone sono state accolte ai piani superiori dei vari palazzi che anche la terra sono assolutamente inagibili, non loro scartinati. Adesso in questi momenti, 5 minuti fa mi hanno chiamato che hanno recuperato altre due salme e stanno portando tutti al cimitero. Stanno dando grossissima mano gli amici dell'esercito, capitanerie, insomma è stato fatto un lavoro poderoso, però purtroppo diciamo ci saranno 20.000 persone. Frequenti situazioni, sono delle strade da arterie principali sono scomparse, la strada che collega i due utenti. C'è stato? Perché allora ci telefonavano dalle scuole che stava piovendo sulle scuole, ho fatto un'altra ordinanza che è firmata alla SEI per la chiusura delle scuole domani, per cui tutte le ordinanze sono militari per i bambini provinciali interessati, Padru, Loiri, Arzachena, non dalle 5 alle 7 e 2 ore si è scatenato l'inferno. Nei giorni successivi abbiamo battuto Olbia quartiere per quartiere. Dai racconti e dalle testimonianze della gente emerge la paura, la disperazione, la rabbia di una città che è stata colta impreparata dagli eventi. Olbia ha pianto i suoi morti e spalato via l'acqua e il fango dalle case, forte di una solidarietà collettiva che ha spinto migliaia di volontari ad adoperarsi incessantemente per alleviare i disagi di chi, nell'alluvione, ha perso tutto. Tra essi, gli studenti olvesi che si sono meritati l'appellativo di Angeli del Fango. Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale 5 Stelle Sardegna che dedichiamo interamente alla grave catastrofe causata in Sardegna e soprattutto in Gallura e nella città di Olbia dal passaggio del ciclone Cleopatra, situazione di autentica emergenza e il bilancio del tutto provvisorio parla allo stato attuale di 16 persone morte, ma potrebbero essere 18, così almeno ha detto proprio poco fa il prefetto Gabrielli, il capo della Protezione Civile Nazionale, che da questa mattina è a Olbia per coordinare i soccorsi, per cercare di rendere efficiente una macchina organizzativa che è stata messa a dura prova per tutta la notte, per tutta la serata di ieri e per tutta la mattinata dalle continue emergenze che si registrano in città. Il bilancio delle vittime è particolarmente pesante, come detto, soprattutto per la Gallura, dove si registrano ben 13 vittime. Abbiamo i nomi di 8 delle 9 vittime che si registrano nella città di Olbia. Si tratta di Anna Ragnedda, di 73 anni, nativa di Arzachena, che ha perso la vita nella sua casa allagata in via Lazio. Tragedie come quella di Francesco Mazzocco, di 37 anni, morto insieme al figlioletto Enrico, di 3, nelle campagne di Raica, alla periferia ovest della città. Sono stati travolti da un terrapieno mentre cercavano di abbandonare la loro casa di campagna dove imperversava il maltempo e dove appunto si registravano pericoli per l'arrivo dell'onda di piena. Hanno perso la vita anche madre e figlia, Patrizia Corona, 42 anni, e la sua bambina Morgana Giagoni, di 2 anni, travolte con la loro auto dall'onda di piena in via Cina. 3 persone sono morte, stavano su un fuoristrada a Pagliero che è finito in un crepaccio sulla provinciale Olbia-Tempio. Si tratta di Bruno Fiore, di 68 anni, nato a Budusò, Sebastiana Brundu, di 61 anni, nata a Ozieri, e di Maria Loriga,
54 anni di Luras. I primi due erano marito e moglie. Un'altra donna ha perso la vita a Olbia in via Cile. E poi c'è anche una famiglia intera di brasiliani formata da padre, madre e 2 bambini che è morta ad Arzachena, nello scantinato che utilizzavano come abitazione. Situazione, come dicevamo, estremamente pesante. Corre l'obbligo di precisare che c'è un altro allerta meteo, perché le previsioni per quanto riguarda la Sardegna per le prossime ore non sono buone. Torneranno le piogge, c'è un'altra perturbazione che partirà da sud e ritornerà in Gallura. In questo clima si sta svolgendo l'organizzazione dei soccorsi, sono centinaia le chiamate giunte ai vigili del fuoco, alle forze della protezione civile che stanno cercando di liberare tantissime case dall'acqua. In azione anche l'esercito, che da questa mattina è arrivato con un contingente a Olbia per prestare soccorso. C'è grandissima solidarietà, bisogna dirlo, da parte di tutta la cittadinanza, ma anche delle forze di volontariato e degli comuni del circondario, che stanno arrivando praticamente da tutta la Sardegna le pompe idrovore, che adesso sono una assoluta necessità per cercare di liberare le abitazioni dall'acqua. Le piogge sono state violentissime, un vero e proprio ciclone in poche ore ha causato l'esondazione di tutti i corsi d'acqua della Gallura, e l'onda di piena che è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri è stata assolutamente devastante. È andata a vedere che cosa sta succedendo Stefania Costa, vediamo. Olbia non ha mai dormito questa notte, è rimasta vigile a sorvegliare il ciclone Cleopatra. La paura che i temporali, i fulmini, la bomba d'acqua potesse ripresentarsi da un momento all'altro è ancora tangibile in queste strade che odorano di detriti, di gasolio, odorano di disperazione e rabbia per quello che Cleopatra ha portato via. Attività imprenditoriali, abitazioni, i ricordi e i risparmi di una vita e tante vite. Il muro d'acqua è arrivato improvvisamente. È arrivato, sembrava una bomba, porte che scoppiavano. Noi pensavamo che era una bomba, perché altrimenti abbiamo visto le porte saltare, tutti che urlavano e non sapevamo neanche che pesci prendere, perché non so, non ci sono parole, ma soltanto bisogna dare una mano a chi ha bisogno. Dottor Gabrielli, qual è il primo bilancio di questa tragedia? Purtroppo il primo bilancio sono un numero importante di persone che sono decedute. Come voi sapete, le autorità ci hanno indicato il numero di 16 persone in questo momento. Ma le situazioni che mi pesano di più ovviamente sono il numero di morti, che supera evidentemente tutto ciò che è il danno materiale, che pure è rilevante. È un evento straordinario, eccezionale, che ci fa pagare un prezzo altrettanto straordinario. Gli interventi sono al di là di quelli immediati in corso per la ricerca dei dispersi, interventi per ripristinare le reti elettriche, per svuotare le abitazioni dall'acqua, per portare igiene di prima necessità alle persone che hanno perduto la casa, e poi gli interventi urgenti riguardano la viabilità, che è stata terribilmente compromessa. Poi ci sono tutti i danni dei privati, per privati intendo allevatori, chi sta in campagna, chi sta in città, macchine rovinate, case distrutte, quindi ci vorrà l'aiuto dello Stato sicuramente, che chiederemo. Spero che la presenza del prefetto Gabrielli sia utile, e non ho dubbi che lo sia, ma anche la Regione deve fare la sua parte. L'ondata di piena ha colpito con una violenza indescrivibile. Una famiglia di padre, madre e 2 figli, non c'è stato niente da fare, perché evidentemente in questo seminterrato in cui vivevano sono stati colpiti di sorpresa e lì non c'è stato niente da fare. Quali risposte ci si deve aspettare adesso da Palazzo Romano? Innanzitutto la dichiarazione dello stato di emergenza che il Consiglio dei Ministri ha disposto stamani alle 10, una conseguente disponibilità finanziaria immediata che dovrebbe ammontare a 20 milioni giusto per le prime necessità. Lo Stato c'è, lo Stato sta facendo il massimo. Sono venuto qui soprattutto per dire questo e per dire che i 20 milioni messi stamattina sono una prima parte di impegno che riguarda appunto
l'emergenza, l'uscire da questa emergenza e soprattutto poi continueremo a star dietro a questa emergenza nella fase della ricostruzione di cui ho parlato adesso con i sindaci che chiedono giustamente l'esclusione dal patto di stabilità per tutto ciò che ha a che vedere con la fase di ricostruzione, e sicuramente sarà così. L'episodio che si è verificato, la tragedia che si è verificata sulla provinciale 38 che collega Olbia a Tempio Pausania, dove 3 persone, un uomo e 2 donne, sono morte dopo essere precipitate con un fuoristrada in un crepaccio apertosi improvvisamente mentre percorrevano proprio la provinciale. Vediamo. Questa mattina, a bordo di un'auto del Corpo Forestale, il nostro operatore Pierpaolo Brundu riesce a raggiungere la grande voragine che si è aperta sulla strada provinciale 38, la strada Olbia-Tempio all'altezza del bivio per Montepino, proprio sopra un ponticello. 2 auto, un Freelander della Range Rover e un Alfa 147 sono state inghiottite dalla natura, trascinate per un centinaio di metri dalla carreggiata in mezzo alla macchia mediterranea. Una di queste è stata interamente sepolta dal fango e dai detriti. Per alcuni di loro non c'è stato niente da fare. Ora vediamo che cosa è successo invece nel Nuorese. Anche in questo caso ci sono purtroppo delle vittime. Il poliziotto Luca Tanzi, che è morto sulla Oliena Dorgali mentre su un'auto di servizio scortava un'ambulanza, e poi la 90enne morta a Torpè, Giuseppina Frau, morta annegata nella sua abitazione. C'è, come ricordavamo anche in apertura, un disperso che è Giuseppe Farre di 61 anni, disperso nelle campagne tra Onanì e Bitti. Ma sentiamo Antonio Sanna da Nuoro. A più di 12 ore di distanza dal nubifragio di ieri, nelle campagne a Valle di Nuoro l'acqua scende ancora molto violentemente, la dimostrazione evidente di come le piogge cadute sul Nuorese siano state dirompenti e talmente abbondanti da creare danni ingenti ovunque, nelle campagne e nei paesi, tra cui Bitti, a Onanì, dove c'è una vittima a Torpè, raggiunto dalle acque fuoriuscite dalla diga di Macheronis che hanno investito in pieno il paese causando 2 morti. Intanto, nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco, con l'ausilio di una gru, hanno recuperato il fuoristrada della polizia che ieri, mentre scortava un'ambulanza con un ferito a bordo all'ingresso del ponte di Oloe, sulla provinciale 46 che collega Oliena con Dorgali, è finito fuoristrada precipitando per una decina di metri in una voragine che si è aperta mentre transitava il mezzo. Un poliziotto di Urzulei è morto sul colpo. I 3 colleghi, feriti gravemente, sono ricoverati al San Francesco di Nuoro. Oggi è la giornata del dolore, la giornata dei funerali. Questa mattina si è cominciato a Tempio con le esequie dei coniugi Bruno Fiore e Sebastiana Brundu e della consuocera Maria Loriga, le 3 persone morte nella fuoristrada precipitato in un crepaccio sulla Olbia, mentre percorrevano la Olbia a Tempio. E nel pomeriggio alle 15:30 Olbia si è stretta intorno alle sue 6 vittime in una messa celebrata al Palazzetto dello Sport Geopalas. C'erano in rappresentanza del governo il ministro dell'integrazione Cécile Kyenge e il numero 2, il vice segretario di Stato del Vaticano, Monsignor Angelo Becciu. Il servizio di Daniela Star. Oggi è il giorno del lutto. La Gallura saluta per l'ultima volta i suoi morti. Dopo i funerali di questa mattina a Tempio di Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga, 3 delle vittime dell'alluvione, alle 15:30 il Geopalas ha accolto le 6 bare di Olbia, tra queste le bianche del piccolo Enrico di 3 anni e di Morgana di 2. La bara di Francesco Mazzocco è stata portata a spalla dai compagni di kickboxing. A rappresentare il governo il ministro dell'integrazione Cécile Kyenge. Papa Francesco ha invece inviato Monsignor Angelo Becciu, sostituto del segretario di Stato Vaticano. Presenti numerosi sindaci della Gallura, la presidente del Consiglio regionale Claudia Lombardo e le autorità civili e militari, ma soprattutto tanta gente comune. Durante la sua omelia Monsignor Sebastiano Sanguinetti, che ha presieduto la funzione concelebrata da tutti i sacerdoti della città e non solo, ha detto che la mano e la volontà dell'uomo non è estranea alla catastrofe avvenuta. Non possiamo lasciare inascoltato il tragico monito che questa catastrofe porta con sé. Siamo tutti ben consapevoli che anche in tanti degli eventi calamitosi che si succedono sempre più frequenti nel mondo, come quello che ci ha colpito in questi giorni, da questo non è estranea la mano e la volontà dell'uomo.
Ma anche gli esiti disastrosi di tali eventi, per quanto eccezionali e ormai incontrollabili, sarebbero meno devastanti se in passato e anche oggi avessimo imparato a rispettare il creato. Le morti dei piccoli Enrico e Morgana, detto poi Monsignor Sebastiano Sanguinetti, sono il frutto più amaro e cocente. La città intera ha voluto partecipare alle esequie. In tanti si sono stretti alla moglie di Francesco Mazzocco, che fino alla fine ha combattuto contro la furia delle acque per salvare il suo piccolo Enrico, al marito di Patrizia Corona, trascinata e travolta da un fiume di fango a bordo della sua Smart assieme alla piccola Morgana, e poi ai familiari di Anna Ragnedda, annegata nella sua casa di Via Lazio, e Maria Massa in Via Romania. Come figlio di questa terra mi unisco al dolore dei familiari delle vittime, ha detto poi Monsignor Becciu. Papa Francesco, ha aggiunto il sostituto del segretario di Stato Vaticano, è spiritualmente con noi e invia una speciale benedizione apostolica per sperare e non cedere allo sconforto. Un lungo applauso ha accompagnato verso l'uscita dal Geopalace le 6 vittime di Olbia e i loro familiari. Adesso andiamo ad occuparci della vicenda che è costata la vita a Francesco Mazzocco e al suo figlioletto Enrico, che sono morti nelle campagne a ovest di Olbia, nella località Raica, travolti dall'onda di piena dopo essere scesi dalla macchina. Stefania Costa in questo servizio ha ricostruito che cosa è accaduto. Le strade, quelle trasformate in fiumi di fango o ridotte a brandelli o scomparse sotto la forza violenta della natura. Lungo la Olbia Tempio, all'altezza di Monte Pinu, l'enorme voragine creatasi ha inghiottito la vita di 3 persone. Altrove, sulla Olbia Telti, il precipizio apertosi all'improvviso in quel lunedì pomeriggio che nessuno dimenticherà ha provocato paura, ma nessuna vittima. Al chilometro 6 la strada sparisce portandosi dietro 2 macchine. Per fortuna e grazie ai soccorsi dei passanti nessuno si fa male. Anche Francesco Mazzocco, 37 anni, e suo figlio Enrico, di soli 3 anni, erano passati da questa strada per raggiungere la loro casa in località Puzzolo. Erano riusciti a superare il ponte senza problemi. Francesco aveva fretta, voleva tornare a casa e mettere al sicuro il suo piccolo bambino, ma a casa non ci sono mai arrivati. Dopo la curva che porta alla parte alta della borgata periferica, l'uomo si è trovato davanti a un muro d'acqua. Il fiume aveva straripato. Francesco allora ha deciso di scendere dalla macchina e, usando il suo giubbotto come un marsupio, lo ha aperto per mettere a riparo Enrico. L'uomo è uscito dalla macchina ormai completamente allagata e ha provato a rifugiarsi su questo muretto. Francesco si è tenuto stretto al palo e urlava, chiedeva aiuto. Lui che mi chiedeva aiuto, 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 aiuto. Anche il bambino che se l'aggrappava giustamente. Ho tentato di buttare dentro anche la mia macchina lì come fuori strada, ma poi ho visto che la macchina stava andando giù perché il terreno stava cedendo. A questo punto mi sono bloccato e ho visto questo padre e figlio andarsene davanti ai miei occhi. I danni sono molto gravi anche nel territorio di Arzachena. Isael Passoni e la moglie Cleide Rodriguez, entrambi di 42 anni, e i figli Weriston di 20 anni e Laine Kellen di 16, sono stati sorpresi dagli effetti della piena del Rio Mannu e San Pietro all'improvviso. Probabilmente stavano cenando, la gente dice infatti che il muro d'acqua è arrivato dopo le 7 di sera di lunedì 18 novembre. I soccorsi sono arrivati il giorno dopo, all'alba, quando per loro non c'era già più nulla da fare. Ci hanno detto la notizia che erano morti queste famiglie di brasiliani e io ho detto non è possibile che nel 2013 noi lasciamo morire delle persone. È questo che volevo per me chiarire, una mia opinione personale, proprio non è stato fatto abbastanza, perché eravamo da una settimana che dicevano c'è un allarme, ma non è stato monitorato niente. Abitava qui al civico 22 di via Romania Maria Massa, una delle vittime del ciclone Cleopatra. Maria Massa è stata colta dal panico, abitava al piano superiore di questa abitazione che vedete alle mie spalle. Quando ha visto l'acqua entrare in casa ha deciso di scappare, ha sceso le scale, è andata al piano terra e lì è stata travolta veramente da un muro d'acqua ed è lì che l'ha trovata il figlio l'indomani mattina, purtroppo ormai senza vita. Abbiamo deciso di fuggire perché abbiamo visto che era arrivata questa ondata di fango, di detriti, e quindi abbiamo preso, abbiamo
acchiappato bambini, quello che si poteva fare, e siamo andati via, siamo fuggiti. Voi avete 2 attività, i danni immagino siano incalcolabili, forse è ancora troppo presto per fare una stima. Sì. Dicevamo di Olbia, la città più colpita, dove si fatica a tornare alla normalità, la situazione è ancora assolutamente critica e vi proporremo in questa edizione una serie di reportage proprio sui luoghi del disastro. Cominciamo quindi con questo servizio. Olbia, 3 giorni dopo, è una città che vive la sua tragedia, con tristezza mista a rabbia. A scaldare il cuore c'è la solidarietà della gente, quella dei giovani, degli studenti, che anche questa mattina perlustrano i quartieri più colpiti, pronti a mettersi a disposizione di chiunque abbia necessità di un aiuto. La solidarietà dei vicini che arrivano con i termos di caffè e tè, che preparano pasti caldi per chi trascorre le ore a cacciare via l'acqua dalle case, dagli uffici, dalle attività artigiane. Qui siamo nella zona circostante via Amba Alagi, costellata da uno dei canali esondati a 2 passi dal sottopasso. Al civico 27 di via Amba Alagi abita la famiglia Spano. Signor Spano, quella che abbiamo alle spalle è la sua casa. Avete salvato qualcosa? Nulla, proprio nulla, neanche una sedia, proprio niente. 1,5 metri d'acqua subito, in un batter d'occhio. I soccorsi, secondo lei, sono arrivati in tempo? Niente, proprio a noi ci hanno abbandonato, gli altri no. Io non posso fare nome, però che c'è un palazzo qua che era sommerso nello scantinato e c'erano 60 persone. Qua non si è presentato nessuno a darci nulla. Io sono a 20 metri da questa persona. Senta, lei sapeva che c'era un'allerta meteo? Niente, non sapevo proprio niente. Poco più su, verso il nuovo ospedale, siamo in zona Baratta. Qui la devastazione è totale. La furia dell'onda di piena è testimoniata da questa strada di fango che l'acqua si è ricavata per arrivare fino alle case e travolgerle. Il fiume ha portato con sé ogni cosa, le tracce sono ovunque, auto distrutte, oggetti di ogni genere, giocattoli. La ferrovia è stata letteralmente divorata dal fiume di acqua e detriti, la massicciata in molti tratti è stata divorata, lasciando allo scoperto cavi e condotte, le sottostrutture sono distrutte. Poco oltre i binari, ecco via Cina, un viottolo che sfocia proprio su uno dei 2 canali che si ricongiungono all'altezza di via Roma, finendo la loro corsa in mare. Qui sono confluite le acque da 3 punti diversi. Pochi secondi per recuperare qualcosa in una sacca e partire a razzo verso le vie interne, verso la salvezza. Proprio da queste parti, in via Belgio, è morta Patrizia Corona con la figlia di 2 anni. La loro auto è stata trascinata dal canale, lentamente, ma senza che nessuno potesse fermarla. Ci fosse stato un parapetto, un ostacolo tra la strada e il fiume, si sarebbero salvate. Invece non c'è nemmeno un marciapiede. Però lì bastava un marciapiede, una transenna, un parapetto, la macchina si sarebbe fermata. Non si possono lasciare i canali senza un parapetto. C'è una strada lì. Uno può pensare che può avere un malore, una moto può cadere, ma se c'è un parapetto, un guardarola, si salva. Quella macchina lì non era velocissima, lenta ma veloce, non so se mi spiego. E me l'ho vista inabissare, la gente urlare qua, c'è una bambina. Una cosa, io ho quelle immagini, poi della mia casa. Camminare per le strade della città a 3 giorni dal disastro è un viaggio nella disperazione, ma nelle testimonianze della gente emerge nitida anche la constatazione che troppe cose non hanno funzionato nella fase di prevenzione e anche nella prima fase di gestione dell'emergenza. Un'altra terribile immagine dell'alluvione di lunedì sono i grandi cumuli di masserizie che si stanno accatastando in diversi punti della città. Abbiamo seguito il viaggio dei camion che trasportano i mobili resi inutilizzabili dall'acqua per andare a scoprire il quartiere di Isticadeddu, una zona residenziale che è sorta sulla sponda di un fiume. Costanza Buonacosso. Tutta una vita di ricordi, lavoro, affetti, sacrifici di migliaia di cittadini di Olbia è buttata qui, in questa immensa montagna di rifiuti. È un'altra terribile immagine che testimonia il disastro del tragico pomeriggio di lunedì 18 novembre. Un'immensa catasta di mobili, suppellettili, materassi, elettrodomestici, oggetti che accompagnano la vita quotidiana di ciascuno di noi, che siamo abituati a ritrovare quando ciascuno di noi torna nelle proprie case. È una quantità immensa, è difficile anche descriverlo. Le immagini parlano da sole,
Una quantità enorme, è stata scaricata fra ieri e oggi, ma è soltanto la metà, ci dicono gli operatori, di tutto ciò che ancora dovrà arrivare. Stanno collaborando a trasferire qui, a conferire qua tutto questo materiale che arriva dalle case degli alluvionati, delle persone che hanno subito l'alluvione. Stanno contribuendo la Devizia di Olbia, che è la società incaricata della raccolta dei rifiuti, sta aiutando anche la Gesenu del comune di Tempio, tanti volontari che con i propri camioncini fanno i trasferimenti dalle case fino a questa zona e i militari dell'esercito italiano. Ci troviamo in via Vittorio Veneto, questa era via Vittorio Veneto nella parte più periferica. Siamo esattamente a metà, nel mezzo, fra le due zone maggiormente colpite dall'alluvione. Alla mia destra c'è zona Isticadeddu, alla mia sinistra c'è zona Baratta. Si trovano proprio al centro del Rio Siligheddu, che è esondato lunedì pomeriggio e ha creato lo sfacelo che abbiamo visto. Zona Isticadeddu e zona Baratta, due enormi quartieri che ad Olbia sono stati fatti sorgere sulle sponde di un fiume. Non sono villette singole. A destra e a sinistra del Rio Siligheddu ci sono le fondamenta di complessi immobiliari dove si contano decine di case. Qui invece siamo in via Gessi, siamo proprio su una delle sponde del Rio Siligheddu, uno dei fiumi che è esondato lunedì pomeriggio. Ci troviamo qua per farvi vedere che distanza c'è fra la sponda del fiume e le case. Pochi metri, pochissimi metri. Qua possiamo vedere un complesso che non si tratta di una villetta singola, sono tante case costruite proprio sulla sponda di un fiume. Siamo sulla strada provinciale che da Olbia porta a Loiri, poi Padru e ancora Bodusò, la prima strada che originariamente collegava Olbia con questi altri centri galluresi. Questo che vedete è il ponte sul Rio Lodone, attualmente impercorribile. Come è facile vedere anche dalle nostre immagini, l'acqua si è alzata durante la tempesta di lunedì scorso all'incirca di 15 metri, è arrivata sopra il ponte causando il cedimento della strada perché hanno ceduto i piloni che sorreggono questo ponte. Ci spostiamo, andiamo verso Enas, frazione di Olbia. La raggiungiamo percorrendo la Olbia-Sassari. Le strade interne sono interrotte, come il ponte Enas, letteralmente sradicato dal terreno, dal fiume che scorre all'interno della frazione. Ed è qui che i danni diventano realmente visibili. Alcune case sono isolate, altre completamente allagate. Questa famiglia ha perso tutto, terreno, macchine, una parte della casa, ma hanno messo in salvo la vita e per questo si sentono fortunati. Qua i danni è difficile fare una stima, almeno al momento. Qua manca un terreno, non c'è più un terreno, quindi non c'è più nel senso, dici vabbè ma ha rovinato alberi, rimettiamo a posto, qua non c'è più la terra, quindi ci sentiamo fortunati rispetto a tutte le persone, amici, colleghi che hanno perso la casa a Olbia, le persone che hanno perso la vita e quindi questo viene per ultimo alla fine. Abbiamo perso un terreno, siamo salvi per miracolo, però rispetto a quello che è successo a Olbia capisco che è niente. Ci siamo spostati solo di 1,5 km, forse 2, siamo sempre in località Enas, abbiamo raggiunto i binari della ferrovia. Qua il 18 novembre, la sera del 18 novembre stava transitando il treno che da Olbia conduce a Sassari. Come potete vedere alle mie spalle c'è una ruspa che lavora per liberare i binari. Il treno è deragliato e i passeggeri sono stati soccorsi, è arrivato un pullman e li ha tratti in salvo. Il terreno sotto i binari in pratica è stato portato via, risucchiato dal fiume. Giulia Bardanzellu è andata a intervistare un meteorologo dell'Arpas a Sassari, esattamente un esperto del Dipartimento Idrometeoclimatico dell'Arpas, Giovanni Ficca, che dice che l'allerta era di livello elevato già da domenica e tutti ne erano stati informati. Sentiamo le sue parole. Facciamo un'ipotesi, se lei fosse stato ad Olbia, fosse stato a conoscenza di quanto si sapeva qui dal servizio meteorologico,
Lei avrebbe sentito il pericolo, il rischio, sarebbe rimasto in casa? Beh, certamente già nel corso della giornata di lunedì e dalla mattina si avevano notizie di molti allagamenti e si avevano informazioni di precipitazioni che già stavano superando i 100-200 mm in molti punti della Sardegna, quindi che la zona era critica già dalla mattina di lunedì era noto, insomma, un po' a tutti, diciamo. Siamo all'ingresso di Torpè, nel vivaio Fantasia, che si trova a poca distanza dal fiume. Da martedì mattina si lavora per cercare di recuperare quante più attrezzature possibili e le piante. Qui il livello dell'acqua ha raggiunto i 4 metri di altezza, distruggendo tutto. Nel capannone, dove l'acqua ha stazionato per 7 ore prima di defluire verso il mare, c'è ancora tanto fango. Tutto è perduto, dice il proprietario. Ad una prima stima i danni ammontano a 200.000 euro. Olbia, Sardegna mia, tenete duro. Arriva da Detroit l'accorato appello di Gigi Datome, campione dell'NBA alla sua terra, un messaggio forte che si unisce a quello del Cagliari Calcio e della Dinamo Basket Sassari, che giocheranno la prossima partita con l'Utah al braccio, al pari della Torres in Lega Pro e come ha già fatto la nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio, impegnata nelle qualificazioni per il prossimo europeo di categoria. Numerose famiglie di atleti e dirigenti sono rimaste colpite in prima persona, con conseguente sospensione della normale attività sportiva. Tra queste l'Olbia, massima espressione calcistica dell'omonima cittadina epicentro del ciclone Cleopatra, interrotti insieme a quelli del settore giovanile gli allenamenti della squadra maggiore, col Nespoli e la Basa ridotti a risaie. Oggi intanto è arrivato, dopo Enrico Letta, Mauro Lachieng, un altro ministro, quello dei trasporti, Maurizio Lupi, per un sopralluogo sulla strada provinciale Olbia-Tempio e poi per una riunione nella sala operativa con i sindaci del territorio. Vediamo il servizio. Credo che si debba usare per dare tempi rapidi l'ANAS, ha risorse a disposizione, la legge di stabilità di ieri notte in Senato abbiamo stanziato ulteriori risorse, già 150 milioni di euro e secondo me questo è il tipico caso in cui, concordando ovviamente con gli enti locali e in particolare col Presidente della Regione, ANAS può avere poteri straordinari perché in 3-4 mesi, c'è qui il Presidente di ANAS, il Dottor Ciucci, siamo qui apposta a fare i sopralluoghi, in 3-4 mesi si possa ripristinare la viabilità. A distanza di 4 giorni dal disastro a Olbia monta la rabbia dei cittadini, ma non solo, di chi si è ritrovato senza più casa, auto o lavoro. Tutta la città si chiede perché non sia stata avvisata per tempo la popolazione. Allora in questo servizio cerchiamo di ricostruire le varie fasi dell'allerta lanciato dalla Protezione Civile ai comuni e le azioni messe in campo per affrontare l'emergenza. Sentiremo le dichiarazioni dell'assessore alla sicurezza Ivana Russo, che si difende dalle accuse di aver sottovalutato l'allerta meteo. Costanza Bonacossa. Sono le 9 di sera. A 2 ore di distanza dal passaggio del ciclone Cleopatra, Olbia si ritrova sotto un mare di fango. Tutti sono stati colti alla sprovvista dalla bomba d'acqua che si è schiantata nelle case mentre la popolazione, pur preoccupata, non immaginava un epilogo così tragico. Alle 9 di sera il quartiere compreso fra via Campidano, via Roma e via Barbagia è sotto 2 metri di acqua. Chi ha potuto si è messo al riparo nei piani più alti, ma gli anziani, i più deboli, sono rimasti intrappolati fra le mura allagate. Alle 9 di sera, a 2 ore dal disastro, nel quartiere di via Campidano, fra i più colpiti dall'alluvione, non c'è un mezzo di soccorso, non c'è un'auto dei carabinieri, non una volante della polizia, una squadra dei vigili del fuoco. Non c'è nessuno ad aiutare l'evacuazione dalle case allagate, solo gli abitanti delle vie limitrofe che si armano di coraggio ed entrano in azione per salvare le vite delle persone più deboli. Qualcuno indossa la muta, qualche altro si tuffa vestito nell'acqua fangosa, altri riescono a portare sul posto un gommone, l'unico mezzo idoneo per trarre in salvo le persone dalle case ormai sature d'acqua. Una situazione surreale. Le chiamate al 118 restano senza risposta e neppure l'arrivo sul posto dell'assessore alla sicurezza del comune di Olbia, Ivana Russu, accompagnata dall'assessore all'urbanistica, Carlo Careddu, servirà a sbloccare nell'immediato la situazione. Tutta la città si chiede perché non sia stata avvisata per tempo la popolazione. Allora cerchiamo di ricostruire l'iter degli avvisi di allerta.
Alle 15.52 di domenica 17 novembre arriva negli uffici della Regione Sardegna l'avviso di allerta per rischio idrogeologico di criticità elevata della Protezione Civile, dove si legge: si prevedono precipitazioni diffuse a carattere di rovescio temporale, previsti venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte. Si raccomanda di attivare il personale reperibile, si raccomanda di attivare le procedure e le misure di competenza finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica, anche comunicando alla popolazione a rischio le predefinite misure. La Regione a sua volta gira l'avviso agli enti locali via fax ma anche via SMS, considerato che la domenica gli uffici dei comuni sono chiusi. Questo che vediamo nell'immagine è l'SMS arrivato agli uffici preposti alla sicurezza del comune di Olbia. Olbia viene a conoscenza dell'allerta meteo di criticità elevata per il 18 novembre alle 16.41 del giorno prima, domenica 17 novembre. Ma allora perché non sono state predisposte le misure previste? Assessore Russu, lei è sicura di aver fatto tutto il possibile, tutto quello che era nelle sue competenze una volta ricevuto l'allerta? Noi abbiamo ricevuto l'allerta meteo di criticità elevata la domenica dopo le 16, verso le 16.40. Il nostro compito è quello di pattugliare il territorio e verificare ciò che accade sul territorio. Noi eravamo in allerta già in allerta moderata dal sabato e la domenica e quindi il nostro centro operativo era già in funzione. La domenica, il lunedì noi poi abbiamo attivato il COC, che è il centro operativo comunale, e abbiamo monitorato tutto il giorno i canali e il territorio. Poi se non ci vogliamo rendere conto che quella canali già diciamo a livello è arrivata un'onda di piena, è un evento che accade ogni 100 anni. Poi se qualcuno volesse imputare le responsabilità a qualcuno di noi, la magistratura potrà fare il suo corso se ritiene che ci siano delle responsabilità, ma io da amministratore locale ritengo di aver portato avanti il protocollo per quello che il protocollo richiede, e poi se qualcuno mi vuole crocefiggere non lo so. Perché non è stata avvisata la popolazione? La gente nelle case dice che non sapeva di questa allerta. Beh, noi abbiamo diramato un comunicato stampa e voi siete la stampa e lo sapete. Domenica appena arrivato il comunicato, noi abbiamo appena arrivata la comunicazione, gli uffici erano chiusi, il comandante della polizia locale ha diramato immediatamente un comunicato a tutte le agenzie di stampa, purtroppo la stampa esce il giorno successivo, ma anche alle televisioni, e tutti avete dato il comunicato dell'allerta meteo, come era accaduto anche nei giorni precedenti. Poi le scuole, ovviamente noi alle 9 del mattino abbiamo fatto una giunta dove abbiamo immediatamente deliberato lo stato di calamità naturale e ovviamente le scuole erano già occupate dai bambini alle 9 del mattino, i ragazzi erano già regolarmente a scuola. Non si poteva fare un provvedimento d'urgenza, invitare tutte le scuole a far uscire i bambini, i ragazzi? Allora, quando si parla in questo caso di criticità elevata, ci si richiede un'azione di monitoraggio del territorio, cioè noi a Luna, io personalmente dopo pranzo ero alle scuole di Maria Rocca per far uscire i bambini, cioè le scuole erano un luogo sicuro, cioè scuole dove sono accaduti fatti e tragedie o comunque catastrofi mi pare che non ve ne siano. No, però il babbo che è morto con il bambino stava rientrando dalla scuola dove il bambino era custodito. Chiudere le scuole significava evitare che ci fossero genitori. Era su un terrapieno che è ceduto. Poi se voi volete fare la caccia alle streghe e la caccia ai mostri, fatela. Se voi ritenete che io sia colpevole di qualcosa, il mio sindaco sia colpevole di qualcosa, io a questo gioco non ci sto. E io ribadisco, come ho già detto altrove, che a 30 anni non mi assumo la responsabilità di 40 anni di amministrazione. E questo se lo devono ricordare tutti, perché io non mi assumo a 30 anni questo peso sulle spalle. Lei allude alle scelte urbanistiche fatte dalle amministrazioni precedenti? No, io ritengo che questo sia un evento catastrofico e sicuramente da noi non prevedibile. Io non devo attribuire le colpe a nessuno, come pretendo che le colpe non vengano attribuite a me. Questa è una cosa assurda, perché non è possibile. Non siamo stati allertati di nulla. Voi non sapevate niente? Noi non sapevamo assolutamente niente. Alle 4:30 con 2 ombrellini, io abito a San Vittore, sono scesa tranquilla a prendere mio figlio.
alle 4:30. Alle 5 ho incontrato il pulmino dei disabili di Olbia, l'Aspo, che mi comunicava che lui non riusciva più ad arrivare, con 5 bambini dentro. La rabbia più grande ce l'ho con chi ha fatto rischiare a mia figlia di morire, a mio nipote e all'altra mia figlia grande, perché non si manda in giro a raccogliere i bambini, si avverte prima, si chiudono le scuole all'1 se c'è bisogno che sai che alle 4 arriva una tempesta. Allora all'1 mandate l'allarme e riportate tutti i bambini a casa, almeno i bambini che hanno diritto, che è il futuro del domani, almeno i bambini. Io sono grande, se muoio la vita l'ho fatta, ma mia figlia ha solo 18 anni ed è una ragazza disabile. Me la stavano facendo morire per strada, non avevo un farmaco per poterla raggiungere, ho chiamato i pompieri per prendermi un farmaco per le convulsioni, perché era su una collinetta chiusa con lei in macchina. Gli ho detto: Sabri, riparati nel punto più alto, non importa se siete bagnati, cerchiamo di raggiungere. Siamo andati con un furgone 4x4 dell'Ersat per prenderli e mio marito, per tirarlo fuori da una cascata, da un fiume, ha fatto 2 giorni in ospedale, perché giustamente chi è il padre che non si butta a salvare un figlio? Chi è? È la fortuna che Dio ha voluto che questa storia qua è successa alle 7 di sera. Se succedeva di notte, qua non si contavano i morti che c'erano, perché gente anziana e bambino non si salvava uno. Qualcuno vi ha avvisato che si correva un rischio del genere? No, nessuno avviso, nessuno allerta. E a chi sostiene che l'allarme è stato lanciato mandando un comunicato stampa ai quotidiani piuttosto che alle televisioni, voi rispondete? A me qualcuno mi doveva avvisare, non è che mi doveva avvisare la protezione civile. Qui io non so, non voglio dare colpa a nessuno, non so di chi sia la responsabilità, so solo che la popolazione doveva essere avvisata con tempo. Arrivano ancora ministri in Sardegna, a Olbia è arrivato il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, sentiamo che cosa ha detto al suo arrivo in quella che sarà una tappa di 2 giorni nell'isola. Il ministro domani sarà nella zona di Torpè e poi tornerà a Olbia per una conferenza stampa intorno a mezzogiorno. L'intervista di Stefania Costa. Il comune di Olbia a più riprese ha sollecitato lo Stato per poter utilizzare il proprio tesoretto, ovvero i soldi messi via per il patto di stabilità per mitigare il rischio idrogeologico. Non ha mai avuto risposta. Adesso? Stiamo lavorando per andare in questa direzione, individuando delle risorse per gli interventi direttamente e anche appunto per corrispondere a questa esigenza, che credo sia un'esigenza più generale dei comuni italiani. Quest'anno nella legge di stabilità c'è un margine di flessibilità, io ho insistito da settimane perché questo margine di flessibilità non sia lasciato indistintamente a qualunque tipo di intervento, ma abbia come priorità la questione del dissesto idrogeologico. Sindaco, il Ministro ha appena parlato di condoni, di abusivismo, di opere che non vanno costruite laddove non si può, soprattutto in terre che sono ad alto rischio idrogeologico. Lei ha appena annunciato una cosa che riguarda la scuola di Maria Rocca. Sì, abbiamo deciso come amministratori di Olbia che non chiederemo ai cittadini italiani una lira per ricostruire Maria Rocca, che sta praticamente poggiata su un canale, la ricostruiremo nello stesso quartiere, più funzionale, più bella e più sicura per i nostri figli, per cui quella struttura non sarà più utilizzata come scuola e di conseguenza questo è il primo segnale che si cambia pagina. Siamo a 1 chilometro da Onanì, passando da Lula sul ponte di Masicale, quasi totalmente crollato e transitabile, ma solo a piedi. Da 3 giorni sul posto sono al lavoro i mezzi pesanti dei vigili del fuoco, preparano una base su cui collocare un ponte provvisorio in grado di ricollegare il paese al resto del mondo. Qua stiamo costruendo un ponte temporaneo in modo tale che Onanì venga collegata a Lula. Questo ponte temporaneo quindi è di primaria importanza per il paese, dato che siamo completamente isolati e l'unica via percorribile è quella della bretella. Davanti al municipio il sindaco di Onanì, Clara Michelangeli, il geologo dell'unità di crisi, l'assessore alla viabilità ed il responsabile dei vigili del fuoco discutono sull'opera in costruzione che dovrebbe essere completata nel giro di qualche giorno. In questi giorni tristi vi stiamo raccontando veramente tante storie. Adesso ve ne proponiamo un'altra, che è quella di un nostro collega, il fotoreporter molto noto
in città e non solo. Gavino Sanna della Nuova Sardegna, l'onda di piena che ha colpito con violenza la città ha travolto anche la sua casa in via Caboto, nel quartiere di Sticadedo. I danni sono ingenti e ci sono anche danneggiati purtroppo 10 anni di archivio fotografico che raccontano la storia di questa città. Daniela Star. Purtroppo in 30 anni ho raccontato io i fatti di cronaca e tante altre cose sulla Nuova Sardegna, però purtroppo quest'anno, anzi in questa alluvione è toccata a me subire una cosa, non raccontare il fatto. Quanto è difficile per un fotografo come te non andare in giro con la macchina fotografica e raccontare? È molto difficile. Nonostante il disastro, però, la sua voglia di raccontare ha comunque prevalso. Ho raccontato qualcosa perché anche in piccoli attimi di libertà, nel senso che mi spostavo da una parte all'altra, la macchinetta ce l'avevo appresso e facevo qualche scatto, lo inviavo al giornale, non come altre volte. E volontari al lavoro, anche loro, dalla mattina alla sera e anche di notte, una grande manifestazione di solidarietà che è partita subito, proprio all'indomani della tragedia e che prosegue senza interruzione con la mobilitazione di tutta la città. E a quest'ora, sono circa le 7 di sera, si stanno organizzando i pasti per le consegne nelle abitazioni. Che cosa state facendo? Sto distribuendo le vie alle squadre, così vanno via, in ogni via bussano per ogni casa e chiedono quanti pasti servono. Noi non abbiamo più, sì grazie, non abbiamo più niente, né macchina, né vestiti, niente, sa che vuol dire niente? Niente. Però grazie a loro che ci stanno assistendo dappertutto, veramente bravi, passano ogni ora, brave persone veramente. Che cosa state distribuendo? Quello che ci stanno dando, di tutto, acqua, detersivi, coperte, abbigliamento, facciamo il giro affatto per le case, chiediamo e vediamo quello che abbiamo. Stiamo distribuendo viveri e acqua alle persone che hanno necessità. Ci troviamo al centro umanitario allestito nella parrocchia della Sacra Famiglia a Olbia, siamo in compagnia di Marcella, la responsabile. Quanti pasti state distribuendo? 2-3 mila al giorno, però ci sono pizze, panini, oltre ai pasti caldi. Sì, è uno dei centri, stasera avevamo proprio una riunione di coordinamento perché abbiamo dato tanto entusiasmo, siamo stati vicini alla gente in un modo spontaneo, molto bello, commovente anche, tra volontari, ragazzi, sono centinaia, forse un migliaio di giovani e di persone anche adulte che in questi centri stanno a fare per stare vicini alla gente. Stiamo andando avanti, certo, la fatica è tanta, però c'è tanta anche gioia di muoversi, ecco, vedo tanta buona volontà, sia dal punto di vista umanitario o anche dal punto di vista cristiano. Veramente ci dà soddisfazione. Ecco. Caterina, tu sei la responsabile del reparto vestiario, abbigliamento del centro umanitario che è stato allestito nella chiesa di Sant'Antonio. Esattamente nella chiesa, se mi seguite vi faccio vedere che cosa è successo qua dentro perché raccontarlo non renderebbe l'idea. Seguitemi. Come potete vedere qua la gente è libera come in un negozio di scorrere, di scegliere quello che più gli occorre e portarlo a casa. La parrocchia ha risposto in quella che è un'organizzazione che devo dire all'inizio sembrava in salita, anche perché tutti i collaboratori della nostra parrocchia sono alluvionati anche loro e quindi senza casa, molti ospitati in alberghi, e quindi siamo riusciti a organizzare tutto quanto grazie ai tanti volontari che da varie parti della diocesi della Sardegna sono giunti nella nostra città e stanno aiutando non solo qua nella nostra comunità parrocchiale ma anche la Sacra Famiglia, ma anche in via Canova e in altri centri di raccolta che abbiamo nella città. Quante ore lavorate al giorno? Diciamo che dall'alba al tramonto e oltre. Adesso andiamo a fare un pochino il punto di quello che sta avvenendo anche sotto il profilo di ciò che è stato fatto e non è stato fatto per la gestione di questo evento del 18 novembre. Siamo riusciti ad avere le carte del piano d'emergenza, quello che il Consiglio Comunale di Olbia ha in effetti adottato circa un anno fa. In quel piano ci sono una serie di prescrizioni, noi le abbiamo guardate, ora ve le sottoponiamo. Di tutto ciò che c'è scritto praticamente nulla è stato messo in atto. Vediamo il servizio di Daniela Star.
Il piano di emergenza il Comune di Olbia ce l'ha e da quasi un anno. È stato approvato durante la seduta del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2012, ma è soltanto sulla carta, un pezzo di carta rimasto nel cassetto. Piano Comunale di Protezione Civile, disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenze, si legge nell'imponente fascicolo. Un'analisi dettagliata del territorio, dei suoi rischi idrogeologici e idraulici, delle strade, delle vie di fuga, insomma di come agire in caso di evento calamitoso, con tanto di schemi, carte e prescrizioni. Nell'elaborato dedicato alla procedura operativa rischio idraulico e idrogeologico è riassunta la strategia da mettere in atto in risposta all'emergenza, i vari livelli di allerta, da criticità ordinaria con fase di emergenza di preallerta fino a criticità elevata e relativa fase di emergenza di allerta. Il Dipartimento della Protezione Civile il 17 novembre invia alla Regione via fax un avviso di allerta per rischio idrogeologico con criticità elevata alle 15:52. Il bollettino sarà protocollato il giorno successivo, comunque via SMS tutti i sindaci interessati vengono informati. Cosa prevede il piano di emergenza del Comune di Olbia? Una delle tabelle spiega la procedura. Il sindaco deve immediatamente informare Regione, Prefettura, comuni limitrofi, vigili del fuoco e forze dell'ordine dell'avvenuta attivazione della fase di allarme. Il piano prevede inoltre la figura del responsabile dell'assistenza alla popolazione che deve provvedere ad attivare il sistema di allarme previa autorizzazione del sindaco e quindi coordina l'evacuazione della popolazione dalle aree a rischio verso le aree di accoglienza. La relazione tecnica del piano elenca le misure di salvaguardia della popolazione. Innanzitutto l'informazione. Il piano prevede che durante il periodo ordinario l'intera popolazione sia informata delle disposizioni del piano stesso, in modo tale che sia preparata ad affrontare l'emergenza. A tal fine, si legge, sarà predisposta un'appropriata cartellonistica da ubicare in luoghi strategici e sul sito internet del Comune. Altro aspetto, i sistemi di allarme. Il piano prevede che sia segnalato tramite sirene e altoparlanti montati su autovetture. Se necessario, inoltre, è previsto di avvisare la gente via telefono o anche attraverso il porta a porta. Procedure semplici e chiare che però sono rimaste sulla carta. La popolazione non è stata avvisata, l'evacuazione non è stata disposta, il piano di emergenza è un semplice pezzo di carta. Un tempo il fiume scorreva libero nella parte di zona Bandino a Olbia dove sono state costruite le scuole dell'infanzia elementari di Maria Rocca. Poi il cemento selvaggio ha invaso il suo alveo mettendo a tacere quel fiume che nella serata di lunedì scorso si è riappropriato del suo spazio. Il plesso venne inaugurato 10 anni fa con il classico taglio del nastro. Poco importava che le fondamenta di quelle nuove aule poggiassero su un terreno paludoso che la natura aveva destinato all'acqua. La scuola di Maria Rocca verrà abbattuta e ricostruita altrove, in un posto sicuro. E continuiamo il nostro viaggio a Olbia tra i 17 quartieri abusivi e poi condonati. Siamo andati stamani a Santa Mariedda sulla direttrice per Tempio. Qui gli allagamenti sono praticamente all'ordine del giorno e gli abitanti si sentono costantemente in pericolo. Anche in questo caso molte case sono state costruite a ridosso dei corsi d'acqua. Daniela Star. Io abito qui dal 2008, abbiamo pagato tutto, di noi si ricordano solo esclusivamente per pagare le tasse, poi siamo abbandonati. E ci tengo a precisare una cosa, che non è venuto nessuno qui, solo i volontari da tutti i paesi, parenti, amici, con gli autopompe, ci hanno aiutato loro, nessuno. Noi abbiamo dovuto chiamare una terna martedì perché il fiume è completamente crollato e abbiamo dovuto pagare. Abito in questa casa, pertanto esattamente siamo distrutti perché qui abbiamo un ponticello che l'acqua non scorre perché ci sono solo 2 tubi e non ci hanno fatto niente, né un ponte niente. Qui voglio di farci qualche cosa e adesso cosa succede? Se capita un altro alluvione o un'altra ondata così, la prima casa a buttare è la mia perché non è messa in sicurezza, perché mi è buttata via tutto il recinto e tutto quanto. La dico questo, è impossibile che nessuno si era accorto della gravità della situazione. Chi doveva gestire? Perché non ha gestito? Chi doveva sapere? Perché non sapeva? O è ignoranza oppure è capace che ci sono le persone sbagliate nel posto sbagliato. A una settimana dall'alluvione a Uras si lavora per ripulire le case invase dall'acqua e dal fango che ha investito la parte bassa del paese e decine di aziende agricole. Uras, fra i paesi più colpiti dal virus della lingua blu che ha sterminato 1500 capi ovini, è in ginocchio. Antonio Sanna. È successo verso
11 mezzogiorno, io manco c'ero. Lunedì mattina quindi? Lunedì mattina, io sono rientrato perché stava piovendo, avevo commissione da fare ad Oristano e sono andato lì, torno, trovo la casa con 1,70 di acqua, guarda. E mia moglie che voleva saltare il cancello e entrare, se la lascia. E poi sono arrivato lì vicino, sono rientrato con la macchina dietro, mi sono messo in alto, una cosa. C'è solo da piangere, basta, guarda. Sono le 11 del 18 novembre scorso. L'acqua che scende copiosa dal Monte Arci in pochi minuti riempie i 2 canali che circondano Uras, uno dei paesi del Medio Campidano colpiti dall'alluvione. La Procura di Tempio ha comunque aperto un'inchiesta molto complessa e da oggi sono scattate le acquisizioni di documenti e video. Sentiamo Stefania Costa. Nel registro delle notizie di reato per ora non figura alcun indagato, ma l'inchiesta aperta dalla Procura di Tempio per i morti del ciclone Cleopatra è mirata a far luce su 2 capi d'accusa ben specifici: omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Sono 3 i fascicoli che raccolgono i documenti che carabinieri, polizia, vigili urbani e guardia di finanza stanno acquisendo negli uffici del comune di Olbia e in quelli della provincia di Sassari. L'attenzione del procuratore capo Domenico Fiordalisi e del pubblico ministero Riccardo Rossi si sta concentrando sugli episodi che hanno causato la morte di 9 persone in Gallura. Nei giorni successivi e ancora oggi, le inchieste aperte dalle procure di Olbia Tempio e di Nuoro sono andate avanti. I rispettivi pubblici ministeri si sono confrontati con l'obiettivo di stabilire una linea comune, onde evitare doppioni sulla tranche d'indagine, sulla gestione delle procedure d'emergenza seguite all'allerta meteo di criticità elevata diramata dalla Protezione Civile e sul nesso causale che potrebbe aver aggravato gli effetti delle forti piogge che hanno accompagnato il passaggio del ciclone Cleopatra. L'acquisizione della documentazione ha interessato tanti uffici pubblici e anche strutture private. I luoghi della tragedia rappresentano un fitto terreno d'indagine sul quale si sposta la Procura, che intende ricostruire i passaggi che hanno preceduto la costruzione di palazzi, strade e altre strutture nei pressi o addirittura sopra i corsi d'acqua. A Olbia sono stati posti sotto sequestro i canali tombati, alcuni trovati quasi completamente ostruiti. Sono state requisite le immagini girate dalle telecamere che hanno filmato non solo l'arrivo e l'opera devastatrice del ciclone, ma anche l'evoluzione urbanistica della città negli anni. E forse è collegato proprio a questi aspetti l'inserimento nell'inchiesta di un nuovo capo d'accusa, il dolo eventuale. Quando cioè chi agisce, chi compie determinate scelte, lo fa nella consapevolezza che la sua decisione potrebbe determinare un rischio e accetta la possibilità che questo possa verificarsi. In altre parole, il dolo eventuale è imputabile a chi decide di fare qualcosa, costi quel che costi. Le inchieste andranno avanti con l'iscrizione degli indagati nel fascicolo delle notizie di reato. Parallelamente continuerà l'attività amministrativa di un comune, quello di Olbia, fortemente colpito dalla devastazione che ha cancellato i ricordi di oltre 7.000 vite. Tante sono le persone colpite da Cleopatra. Olbia, in ginocchio, cerca di rialzarsi e lo fa a fatica. Nei nostri reportage vi abbiamo mostrato un'isola colpita duramente. Siamo andati in tutti i quartieri martoriati da Cleopatra. Quello che abbiamo documentato è il coraggio delle persone, misto alla disperazione, alla rassegnazione e alla rabbia di essersi trovati improvvisamente in un incubo. Sentimenti che legittimamente sfociano nella ricerca di uno o più responsabili. Accuse dirette e indirette sono volate da una parte della barricata politica all'altra, anche durante le riunioni del Consiglio Comunale Cittadino, che da ultimo ha deciso di scrivere rappresentanti del governo nazionale, molti li abbiamo visti in questo documentario, per ottenere qualcosa di più della manciata di milioni di euro stanziati. Solo nella città di Olbia la conta dei danni tra patrimonio pubblico e privato andato distrutto supera i 250 milioni di euro. Si devono trovare i fondi anche per gli sfollati che non potranno rientrare nelle loro case fino a quando non saranno sicure e si devono trovare i finanziamenti indispensabili per mitigare il rischio che un nuovo ciclone, con un altro nome, causi ancora morte e distruzione. Olbia ha un tesoro, 50 milioni di euro. Li tiene in quella cassa denominata Patto di Stabilità.
soldi vincolati che nessuno può toccare a meno che lo Stato non lo consenta. Il Premier Letta, i vari ministri che hanno visto solo da lontano la devastazione subita da questa terra hanno garantito una proroga al patto di stabilità. E solo il nome del guinzaglio governativo e monetario dovrebbe indurre a pensare: la stabilità non sta nell'avere un mucchio di banconote rinchiuse in un cassetto, ma nel dare alla gente una certezza, quella di vivere in un posto sicuro, dove l'acqua non genera morte e sfacelo. Verificare e dosare le responsabilità di questa sciagura è compito della magistratura, che è chiamata a mettere insieme i tasselli di un mosaico estremamente complicato. Le domande in attesa di risposta sono tante. Che cosa è accaduto nel momento della diffusione dell'allerta meteo? Che cosa è accaduto da quel momento all'arrivo dell'onda di piena? Le procedure di emergenza sono state applicate correttamente? Insomma, in parole povere, è stato davvero fatto tutto il possibile? Queste sono risposte che la giustizia ha il dovere di fornire a chi in questa tragedia ha perso i suoi cari. Ma c'è anche un altro ambito dell'inchiesta che riveste grande importanza ed è quello che mette in discussione le scelte urbanistiche che negli anni hanno reso Olbia sempre più fragile. L'alluvione del 18 novembre ha posto amministratori vecchi e nuovi e anche i cittadini di fronte a un'amara evidenza. Troppo spesso negli ultimi decenni si è agito con sufficienza, in qualche caso con incoscienza, forti di una convinzione dimostratasi tragicamente errata, secondo la quale il cemento avrebbe potuto incanalare, deviare, cancellare, contenere la forza implacabile degli elementi. C'è un rischio che forse è stato accettato nel programmare uno sviluppo di questo tipo, una consapevolezza che in linguaggio tecnico viene chiamata dolo eventuale e che fa parte del ventaglio di ipotesi sulle quali si sta concentrando l'inchiesta della magistratura. Per tanti anni noi abbiamo pensato molto al fuoco, dimenticandoci forse dell'acqua che pure in questa città qualche brutto ricordo l'aveva lasciato in passato. Noi questa drammatica vicenda l'abbiamo raccontata giorno per giorno e lo abbiamo fatto mettendoci dalla parte della città, cercando di fornire elementi di riflessione e discussione per quanto ci compete, cercando di dare qualche risposta ai tantissimi perché di questa vicenda. Olbia, posta di fronte al dramma, ha reagito con coraggio e determinazione, ha espresso con forza straordinaria quel senso di coesione che fa di un gruppo di persone una comunità di cittadini. Oggi la città è chiamata a non dimenticare, a tenere viva nella sua memoria storica la sua tragedia e questo probabilmente farà sì che la consapevolezza del rischio non sia seguita dall'accettazione ma dal rifiuto di scelte scellerate che in 40 anni hanno reso Olbia sì una città sempre più grande ma anche molto più vulnerabile.